Di più! Sono più donne e i maschi è proprio successo, ma non perché ha più successo di te, perché tu eri uno successo strepitoso, perché hai fatto anche delle grandi cose che io prima ho enunciato, sei giovane e quindi avrai e ti è dovuto rispetto per il successo comunque che hai avuto nonostante tutte le diatribe televisive, no? Sì, sono stati tutti uomini qui. Vogliamo fare qualche domanda specifica ad Alice? Qualcuno di voi ha una domanda da farle? È una bella domanda questa. Alice, per te invece che cosa è cambiato? Allora, innanzitutto ringrazio tutti. Ciao, allora, intanto volevo fare gli auguri a una ragazzina che si chiama Nicole, quindi tanti auguri perché oggi è il suo compleanno. Ok, e una è andata. Volevo salutare tutti gli alicesi, gli alicetti, gli amici, tutti quanti che sono venuti. Li metto qua così mi vedete tutti perché sono un po' piccolina, però vabbè. Bene, 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 bene. Che cosa è cambiato? Dopo il 5 ottobre è cambiato tutto. È cambiata tutta la mia vita. Io prima ballavo nei teatri, ho fatto le tournée internazionali, poi ho ballato in televisione, ho recitato, ho girato una fiction, un film su una danza sempre, quindi la danza la porterò sempre nel cuore perché la danza è l'amore mio più grande di tutta la vita, davvero. Io ho dato l'anima, il cuore, ho studiato tanto e me la porterò sempre con me. Grazie. Ringraziamo Mario! Senti, tu oggi hai quanti anni? 15. Quanti anni hai oggi? E mezzo. Quanti? 22! E i 18 dove li hai fatti? Ah, a New York. Vuoi dirci qualcosa, no? Perché 18 anni a New York non tutte le ballerine possono permettersi una cosa del genere. Va bene, racconto un po', basta che non vi stancate di me, Vi racconto com'è andata. Allora, eravamo in tournée, io compivo 18 anni il 1° di novembre ed ero molto triste perché non avevo papà, mamma, sì, parenti, nonna, insomma non c'era nessuno con me. Vado a Central Park, arriva, c'è mia mamma qua da qualche parte, sarà rossa dalla vergogna, sta là, ok, lei è l'artefice di tutto quanto. A Central Park arriva una signora, una barbona, con i capelli neri, mi dà un mazzo di rose ed una lettera di mia mamma. Ho detto, ma chi è questo? Io avevo una paura tremenda perché era veramente brutta. Dopo un po' si gira, si toglie la parrucca ed era mia mamma a Central Park! E niente, mi giro dall'altra parte, c'erano mio padre e mia sorella con dei cappelli osceni veramente, quindi mi hanno fatto una sorpresa per il mio compleanno e sono stata contentissima davvero, era il regalo più bello dei miei 18 anni, avere la famiglia e le persone a me più care a New York. Vedi che io sapevo solo che tu avessi compiuto 18 anni a New York, ma c'erano degli aneddoti. Allora, siete soddisfatti di questa serata?